praticamente abbiamo perso tutto. Abbiamo perso tutto e adesso aspettiamo qualcuno che ci aiuti, che vengano i vigili del fuoco a controllare. Il problema è che qua c'è un casino di burocrazia e non si capisce più niente come si fa. Bisogna andare prima da San Bruson a chiedere che vengano i vigili, dopo i vigili sono qua, dovrebbe saltare la burocrazia ed essere molto più pragmatici, credo. Non so se magari tra 2 giorni le cose cambiano e magari, chissà, andremo bene e tutto sarà fatto, speriamo. Spero solo quello. Nel mio caso, ma penso anche in tanti altri casi, il problema è la casa. Non abbiamo più niente, non sappiamo dove andare. La casa praticamente, i vigili non sono venuti, ma praticamente è inagibile. Dove andiamo? Io sono andato in comune, ho dato i miei dati e c'era una riunione in corso e non sappiamo niente. Spero che ci mettano a qualche parte perché senza casa non so cosa facciamo e dove andiamo. Per noi è una catastrofe unica, si ricorderà nella storia. Sono 92 feriti, un morto e dico anche che siamo sul pezzo, visto e considerato che già domani mattina avremo il sopralluogo della Protezione Civile Nazionale. Ho già decretato questa mattina lo stato d'emergenza, che quindi è l'inizio dell'apertura del dossier, e sono convinto che riusciremo, se si fa sinergia con il governo, a liquidare le posizioni. Sono centinaia di cittadini che sono oggi senza un tetto. Dall'altro c'è la voglia di ripartire da subito, è tipica dei veneti. Qui c'è un paese in fermento che pulisce, che recupera, però è altrettanto vero che i danni sono ingenti. Qui sono case distrutte, condomini distrutti, centinaia di auto da rottamare, insomma la situazione, e poi danni ovviamente anche alla rete pubblica, tutto quello che è la parte pubblica, sono danni ingenti, molto ingenti. Mi rifiuto di fare un calcolo oggi a spanne perché rischierei di sbagliare per difetto. Beh, ne viene fuori la dignità dei veneti, la dignità. Ho visto persone piangere, ho visto persone piangere anche per aver salvato la vita. Voglio solo ricordare che le tegole sparate da raffiche di vento sono riuscite ad entrare letteralmente sui muri dei condomini, rompere vetri blindati, fare la devastazione. Quindi dei proiettili c'è stata una sorta di sparatoria da questa catastrofe che è durata oltre 10 minuti. Dico dignità, voglia di ripartire, e questa dignità voglia ripartire deve essere ripagata dalla Regione, che già oggi delibererà e stanzierà le prime somme, e poi ovviamente dall'impegno più grande, come previsto da legge, dal governo. Pianiga è stata duramente colpita, come ho detto, e come basta rendersi conto guardando intorno. Sono state colpite le abitazioni private e anche danni alle attività commerciali. Se solo possiamo pensare che al centro commerciale che abbiamo qui a 200 metri, l'intero fabbricato è stato dichiarato inagibile, e quindi lì abbiamo tutto quanto chiuso ed è tutto quanto divelto e completamente distrutto. Quindi danni alle
danni a 360 gradi. Per le abitazioni abbiamo danni anche molto di più rispetto alle attività. Sono centinaia di abitazioni che si trovano con i tetti divelti o comunque con oggetti che sono entrati in casa. C'è l'intera devastazione, la devastazione più totale, dove Protezione Civile, Vigili del Fuoco, amministrazione comunale e privati stanno intervenendo, portando i primi aiuti e aiutando i cittadini che si stanno dando tutti quanti da fare in questo senso. Già domani ci sarà l'unità di crisi con la Protezione Civile che andrà a valutare una prima stima dei danni per preparare già gli incartamenti, ne parlavo prima col governatore, per avere e sollecitare ed avere i risarcimenti il prima possibile. C'è stato però già l'impegno di uno stanziamento che dovrebbe essere stato fatto già oggi, nella giunta di oggi, da parte della giunta regionale del Veneto, per portare i primi sussidi di fronte a questa catastrofe. Quindi la prima certezza è questa, Regione Veneto che è intervenuta subito.